A circa un anno di distanza dalla prima grande manifestazione, i comitati, gli amministratori e soprattutto i cittadini tornano a farsi sentire contro l'elettrodotto aereo Dolo-Camin. Un appuntamento, quello di questa mattina sull'argine a Vigonovo, goliardico e simbolico, ma da scherzare c'è poco, con una nuova infrastruttura strategica necessaria e voluta anche dagli stessi dimostranti, ma che se fosse realizzata per via aerea e non interrata, rischierebbe di distruggere il patrimonio paesaggistico della zona della riviera del Brenta. Da qui questa mattina la dimostrazione con badili, zappe e cariole per dare un forte segnale a Terna che interrare si può e si deve fare. Alla manifestazione hanno preso parte i sindaci di Vigonovo, Fiesso, Fossò, Saonara, Stra, Noventa Padovana, Dolo, Mira e Camponogara. Presenti anche alcuni neoparlamentari che precedentemente avevano firmato l'appello per l'interramento. Svish Channel News, Vigonovo.